2025, che coincide con l'uscita del 10° numero dell'Archivio Storico del Cenedese. Che cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo numero? Beh, intanto voglio premettere che con il numero 10 io ho dato il congedo dalla rivista perché ritengo opportuno che dopo un dato numero di anni ci sia anche un ricambio. Rimango nella redazione, ma ho preteso che al mio posto come direttore editoriale ci fosse un successore e naturalmente è stato accettato il mio congedo e il successore è stato nominato il professor Bruno Callegher, già professore all'Università di Trieste. Il numero 10, il numero 10 è un numero corposo, man mano che siamo andati avanti abbiamo anche aumentato il numero di pagine perché abbiamo visto che abbiamo trovato diversi, sia da parte di professori di università sia da parte di biblioteche, un notevole riscontro positivo del nostro lavoro. Quindi abbiamo allargato non l'ambito territoriale naturalmente, ma abbiamo allargato e approfondito gli articoli della rivista. Quindi abbiamo articoli di carattere storico, di carattere artistico, di carattere anche, cominciamo con questo numero, con un po' di storia contemporanea. Secondo lei, quali sono stati gli ingredienti o gli elementi che hanno determinato una continuità di questa rivista che comunque ha ricevuto anche un riconoscimento, giusto? Sì, beh, è stata la nostra caparbietà, la mia e all'inizio di qualche collaboratore, di voler avere nel territorio una rivista, una seria rivista scientifica con argomenti pregni di letteratura, di storia, di arte del nostro territorio e naturalmente la volontà di iniziare è stata anche con una certa difficoltà perché non mi nascondo che avevamo anche bisogno di un sostegno economico perché una rivista naturalmente di questo livello non è che si mantenga con le vendite. Però diciamo abbiamo avuto un grande spirito di dedizione, abbiamo subito aumentato il numero di redattori del comitato scientifico e abbiamo trovato un'equipe di persone volonterose, di buona armonia tra di loro, capaci di andare d'accordo, capaci di esprimere le proprie idee ognuno, ma che comunque capaci di mirare ad uno stesso obiettivo, che è quello di la riuscita della rivista, di un buon livello della rivista. E ciò ci ha portato ad avere riconoscimento scientifico, come abbiamo detto, dopo il 7° numero. Questo nuovo numero, che tematiche affronta? Magari ci può dare qualche Sì. anticipazione? Quali sono insomma gli argomenti o comunque gli aspetti che sono stati scelti per comporre questo nuovo numero? Guardi, le indico subito da un breve riassunto. Come studi e ricerche abbiamo uno studio sul Castelnuovo di Corbanese, che è frutto di un'indagine, di un convegno di qualche anno fa, e di cui abbiamo presentato gli aspetti del convegno, che di vari autori, La Possenti, Andreoli, Giovanni Tomasi, Dario Canzian, che sono anche professori di università, La Possenti e Dario Canzian. Quindi questo è una cosa. Poi abbiamo un articolo di Paolo Feltrin, che è conosciuto Paolo Feltrin, a partire da 2 diari, Potere, forza e comando nei conflitti tra contadini e borghesia di paese 1943-48. Questa è la prima volta che ci occupiamo di un'epoca contemporanea. Poi abbiamo delle comunicazioni con l'articolo di Paolo Feltrin è molto lungo, è un articolo di oltre 100 pagine, è una specie di monografia, ma lo abbiamo volutamente messo in questo numero perché per la prima volta, come ho detto, abbiamo toccato un argomento contemporaneo e abbiamo intenzione di, sì,
l'ambito della ricerca storica o letteraria può partire dall'epoca romana, ma poche volte siamo stati molto restii fino ad ora a toccare la contemporaneità, per ovvi motivi che tutti conoscono, ma adesso abbiamo cominciato questo. Poi abbiamo un articolo di Marco Callegari, che è un altro professore di università, che parla delle lettere di Giovanni Bizzarro di Ragusa. Poi abbiamo delle brevi Matteo Vernier con lettere e appunti grammaticali di Michele Partenio. E poi un altro articolo abbastanza attuale, La provincia dolente ma resistente di Fabio Franzin, poeta neodialettale di Motta di Livenza. Nei numeri precedenti abbiamo anche parlato, una specie di, in due diciamo, numeri, del poeta di Revine, Cecchinel, perché abbiamo voluto nel passato onorare questo che noi crediamo sia un grande poeta e che lo è perché continua a prendere riconoscimenti e meriti a livello internazionale. E quindi abbiamo cominciato anche un po' a occuparci di personaggi del nostro territorio. Ecco, poi abbiamo delle recensioni, come ho detto prima, recensioni che sono sempre in numero abbastanza limitato perché vogliamo recensire opere che riteniamo valide, insomma.